Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi martedì 13 giugno. Inizialmente le sue condizioni erano parse piuttosto gravi, ma alla fine fortunatamente se l'è cavata con un ricovero all'ospedale di Legnano senza rischiare la vita. È l'esito della disavventura capitata stamattina poco prima di mezzogiorno a un ventenne che stava salendo in sella a un cavallo al maneggio canegratese di Via Fermi al confine con San Vittore Olona. L'animale probabilmente non ha accettato un movimento del giovane e ha cominciato a galoppare. Il ventenne è rimasto impigliato nella staffa ed è stato trascinato per qualche metro prima di riuscire a liberarsi. Il cavallo lo ha anche calpestato. Sul posto è stata chiamata un'ambulanza della Croce Bianca affiancata dalla polizia locale canegratese. Il giovane, nonostante le preoccupazioni iniziali, ha riportato solo lo schiacciamento di un arto. E facciamo un passo indietro. Aggressione a colpi di cacciavite in mezzo alla strada. Si è conclusa con un arresto per tentato omicidio e un ricovero all'ospedale di Circolo la violenta lite tra due stranieri di 27 e 32 anni che si sono affrontati domenica mattina a Varese in Viale Valganna. Una zuffa scoppiata per quelle che verbali delle forze dell'ordine classificano come futili motivi e che ha richiesto l'intervento di automedica del 118 e ambulanza di Croce Rossa Italiana e SOS Valceresio, oltre che delle pattuglie della squadra volante e della mobile della questura di Varese. Fortunatamente colui che ha avuto la peggio nella colluttazione non ha riportato ferite letali e quindi è stato dichiarato fuori pericolo già nella giornata di domenica. Il numero di colpi inferti dal rivale, una dozzina, fa però ipotizzare che l'aggressore avesse la volontà di uccidere. Funerali di Stato alle 15 in Duomo a Milano, giornata di lutto nazionale. Domani sarà il giorno dell'addio a Silvio Berlusconi. Imponente il sistema di sicurezza previsto in Piazza del Duomo, dove sono attese personalità politiche e diplomatiche da tutto il mondo, oltre che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 32 esponenti del governo Meloni. Dei leader politici italiani dovrebbe mancare il solo Giuseppe Conte. Resta alta l'allerta terrorismo negli aeroporti italiani, in particolare a Malpensa. Per questo motivo le nostre forze dell'ordine continuano l'addestramento per intervenire nei casi di emergenza. Vediamo in questo servizio un'esercitazione dei reparti speciali e degli elicotteri della Polizia di Stato. Vigilano da un punto di vista privilegiato e si spostano in tempi rapidissimi. A pochi passi dall'aeroporto di Malpensa si trova un fiore all'occhiello della Polizia di Stato, che proprio lo scorso anno ha tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita. Si tratta del secondo reparto volo. Secondo perché è costituito un anno dopo il primo reparto volo di Pratica di Mare. Negli hangar di Malpensa si trovano, oltre a 2 aerei, anche 2 elicotteri che vengono utilizzati in particolari contesti. Un esempio arriva dalla recente esercitazione compiuta in un terreno agricolo, simulando la segnalazione di un casolare divenuto covo di un gruppo di terroristi. La soffiata è fasulla, la mobilitazione è reale. Alle operazioni prendono parte anche un'unità del nucleo cinofili e una squadra della UOPI, acronimo di Unità Operativa di Primo Intervento. Le squadre vengono imbarcate sugli elicotteri, sbarcate sul posto e poi, terminata la bonifica dell'area, riportate alla base. Al termine un briefing per analizzare eventuali criticità, nella speranza che si tratti sempre solo di un addestramento. Altri 30.000 euro vinti nella tabaccheria Fortunata di Busto Arsizio, dove un mese fa era stato venduto un tagliando da 2 milioni di euro. La rivendita di Elena Ravasio e Cristian Napolitano in Corso Sempione ha assegnato nei giorni scorsi un altro biglietto vincente. Numerissimi questa volta il concorso che ha premiato un anonimo cliente dell'esercizio. Le probabilità di vincita con il gioco d'azzardo, lo ricordiamo, sono molto basse. Il mese di maggio ha fatto un'eccezione nella ricevitoria bustese. Viale Valganna, terra di nessuno. Barbara Zanetti ha sentito per noi il consigliere comunale varesino Franco Formato. Le immagini sono di Agenzia Blitz. Franco Formato, docente e consigliere comunale a Varese per Varese Ideale. Siamo in Viale Valganna, una zona iperpopolosa, come raccontava il professor Formato, abitata da tantissima brava gente, ma ci sono dei problemi. Uno è quello che riguarda il ponte che passa sopra la ferrovia e che collega Viale Valganna con via Giambologna, perché qui la sera è terra di nessuno. Che cosa succede?
Esattamente, allora Varese non è solamente la città giardino e la città del centro storico, noi abbiamo tante periferie abitate da tanta brava gente, come è stato detto poc'anzi, in particolare la zona di Viale Valgana, l'incrocio con Viale Ippodromo, è una delle periferie dimenticate. Cosa succede nella fattispecie in questo ponte pedonale? Che tutte le sere, o quasi tutte le sere, si riuniscono balordi e spacciatori a fare in modo che questa zona diventi invivibile. Gli abitanti della zona sono esasperati e tutti i giorni bussano alla mia porta per chiedere al comune e per chiedere a me come consigliere comunale di farmi portavoce in comune per fare qualcosa. Qui è necessario fare interventi drastici. L'assessore competente e l'intero consiglio comunale e soprattutto il sindaco devono fare qualcosa affinché questa zona dal punto di vista della sicurezza possa ritornare vivibile a tutti gli effetti. 3 percorsi su strada sui muri dell'Alto Varesotto. Ecco la Varese Van Vlaanderen, manifestazione ciclistica amatoriale che si ispira al Giro delle Fiandre. Il servizio di presentazione. 3 percorsi su strada di 57, 94 o 121 km a scelta di ogni concorrente, tutti disegnati sui muri dell'Alto Varesotto. E poi un tracciato gravel di 60 km con ammessi al via anche concorrenti in sella e-bike e mountain bike. Ecco la Varese Van Vlaanderen, doppia manifestazione amatoriale non competitiva, valida come prova di campionato regionale lombardo che si disputerà domenica prossima, 18 giugno, nel contesto della 2 giorni cittigliese. La presentazione è avvenuta questa mattina. L'evento è stato voluto dal comitato organizzatore della Varese Van Vlaanderen con il supporto tecnico della società ciclistica orinese. A Cittiglio, dunque, sarà un weekend ciclistico molto ricco. E chiudiamo con il calcio. La Propatria affida la sua panchina alla coppia Lenoci-Colombo. Ci racconta tutto Luca Spriano. Soluzione interna. La scelta per la guida tecnica della Propatria è stata fatta. Salvo colpi di scena saranno Riccardo Colombo e Giuseppe Lenoci a condurre i biancoblù nella prossima stagione. Nessuna ufficialità, per questo bisognerà attendere ancora un po', magari anche una decina di giorni, ma la strada che porta a Colombo, che sta ultimando il corso di Coverciano, a metà luglio avrà il patentino, e Lenoci sembra ormai tracciata. Questa è la soluzione scelta dal direttore sportivo Sandro Turotti, una soluzione del resto abbastanza logica considerando le linee seguite dalla Propatria in questi anni, e non si tratta solo di un discorso economico ma anche di conoscenza dell'ambiente e dello spogliatoio da parte del tandem Colombo-Lenoci, oltre che di qualità potenziali nel ruolo di tecnici che il direttore sportivo ha potuto saggiare nell'ultima annata. Una scommessa razionale, insomma, allineata alla filosofia e alla politica societarie che stanno mantenendo la Propatria in Serie C. La prossima sarà la 6ª stagione consecutiva nella 3ª serie nazionale. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con le informazioni di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.